Siamo qui con Matteo Veneri, responsabile del progetto Consorzio Energia Verde We4Green di 4Green Spa. Matteo, spiegaci un po' che cosa si tratta, che cos'è il consorzio? Allora, il consorzio è una nuova realtà nata a novembre del 2012 con la quale si vogliono riunire sotto la stessa entità tutti i produttori italiani di energia rinnovabile, quindi sia il produttore di fotovoltaico, idroelettrico, biomassa, biogas, in modo di fare un po' come la cantina sociale fa con i produttori di vino e acquistare l'energia dai propri soci, marchiarla, certificandola attraverso un sistema di filiera che renda la stessa energia con un valore maggiore e andarla poi a rivendere ai soci stessi nei diversi punti di consumo delle loro aziende, dei loro spazi aziendali, dei loro stabilimenti, ad un prezzo molto più vantaggioso di quello che sarebbe per loro andare ad acquistare sul mercato libero. Ecco, questo è il consorzio. Come funziona nello specifico? Nello specifico il consorzio è aperto a tutti i produttori, i quali entrando proprio come soci, quindi facendo parte del consorzio, vanno a conferire la loro energia. Il consorzio opera diciamo, a tre livelli. Un primo livello base con il quale si dà la possibilità di fare trading di energia, dell'energia del socio, si ha la possibilità di certificare l'energia e di poter usare il marchio del consorzio presso i propri clienti stessi, del socio stesso, quindi comunicare al consumatore finale la scelta sostenibile che il socio ha fatto e il consorzio dà tutto quell'aggiornamento sulla normativa che gli permette di essere sempre al passo con le modifiche del GSE, dell'autorità dell'energia elettrica e il gas. Un secondo livello invece il consorzio vuole offrire una serie di pacchetti di servizi che il consorziato può decidere di utilizzare, come per esempio può essere il telecontrollo degli impianti o il monitoraggio per migliorare appunto la resa di questi impianti, oppure pacchetti come possono essere il pacchetto assicurativo per assicurare il proprio impianto a un prezzo competitivo. Inoltre il consorzio opera anche come progetti speciali, quindi realizzati a seconda delle esigenze energetiche del socio.